Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. A Catania si uccide ancora, la mia famiglia aspetta risposte dalle istituzioni. Sicurezza in città, parla la sorella di Santoré, il pasticcere assassinato a Ognina per mano di un parcheggiatore abusivo irregolare. Carceri siciliane come polveriere, altri 4 agenti di polizia penitenziaria aggrediti ad Agrigento e a Palermo. I sindacati denunciano un clima di forte tensione e insicurezza all'interno delle strutture. Violenza e criminalità spesso alimentate dal disagio sociale. Palermo, capitale italiana del gioco d'azzardo, ai nostri microfoni la testimonianza di un ludopatico. Slitta ancora la partenza delle navi della Global Sumud Flottiglia da Siracusa per portare aiuti umanitari a Gaza. Oggi cortei in tutta Italia per chiedere lo stop ai bombardamenti da parte di Israele. C'è un caso di West Nile a Palermo. A risultare positivo al test della febbre del Nilo un palermitano di 30 anni residente a Voghera. L'uomo è ricoverato al Policlinico. Coreografie tra acqua e fuoco. L'isola di Stromboli si trasforma per alcuni giorni in capitale internazionale della danza aerea internazionale. Calcio stasera, il pienone del Massimino spingerà il Catania contro il Monopoli, impegni in trasferta per Trapani e Siracusa. Ancora buongiorno, e ancora la sicurezza a Catania. In apertura del nostro telegiornale parla ai nostri microfoni la sorella di Santoré, il pasticcere ucciso a coltellate da un parcheggiatore irregolare. Sono passati 3 mesi, dice ancora, non abbiamo risposte dalle istituzioni. Intanto a Catania si continua a morire. L'ha intervistata per noi Emanuela Corsi. Siamo tornati ad Ognina, borgo marinaro di Catania. Sono passati più di 3 mesi dal quel pomeriggio del 30 maggio e di Santoré, il pasticcere ucciso a coltellate da un posteggiatore immigrato irregolare. Sembra che sia rimasto solo questo altarino realizzato dai familiari nel luogo del delitto. È qui che incontriamo la sorella Deborah, che quel giorno ha soccorso per prima il fratello in fin di vita. Purtroppo sono passati 3 mesi, non sappiamo assolutamente niente di quello che è successo, quindi aspettiamo che qualcuno ci faccia sapere il motivo perché è stato assassinato mio fratello. Una famiglia che brancola nel buio, rimasta senza santo e senza spiegazioni per una morte ingiusta e inaspettata. Le riprese non le abbiamo viste, quindi non sappiamo se realmente mio fratello era arrivato in macchina, se lui l'ha chiamato, se l'ha preso di dietro, non sappiamo niente. Sappiamo, io per quello che ho visto io quando è arrivato in casa, so che lui ha cercato di difendersi perché aveva tutte le braccia tagliate, a parte tutti gli organi vitali. Quindi lui santo si è difeso, però giustamente era un animale. Qui a Ognina poco è cambiato, i controlli sono ridotti al minimo. Se viene la municipale per controllare i posteggi e basta. Intanto i fatti di cronaca aumentano. Il 30 agosto un posteggiatore è stato ucciso in Corso Sicilia, mentre nei giorni scorsi 2 turiste sono state violentate da 3 giovani. In entrambi i casi i responsabili sono immigrati irregolari, così come l'assassino di Santoré. Anche un italiano, un siciliano può commettere degli atti, però io a mio avviso dico che se un extracomunitario non è regolare, già conosciuto alle forze dell'ordine, deve essere immediatamente rimpatriato, in un modo o nell'altro, perché queste sono le conseguenze. Un'altra emergenza la vivono le carceri siciliane. Ad Agrigento 3 agenti sono stati feriti in aggressioni dai detenuti. A Palermo un altro episodio, questa volta a Lucerdone. I sindacati denunciano un'escalation di violenza inaccettabile e chiedono interventi urgenti. Il servizio di Davide Sardo. Violenza nelle carceri siciliane. Ad Agrigento la casa circondariale Pasquale Di Lorenzo è al centro di una grave emergenza. Negli ultimi 3 giorni 3 agenti della polizia penitenziaria sono stati feriti in aggressioni da parte di detenuti italiani. 2 con prognosi di 14 giorni, 1 di 8 ed un collega con una lesione allargata sopraccigliare. Un dialogo con i sindacati penso che sia necessario in una situazione così difficile, quindi speriamo che l'amministrazione a livello nazionale tenga conto anche delle difficoltà che in questo momento la Sicilia e Agrigento complessivamente vivono e ci mettano mano realmente, perché siamo pronti a scendere in piazza a far sentire la voce dei lavoratori che oggi sono maltrattati, bistrattati, feriti, mortificati e umiliati, e i diritti gli vengono soppressi ogni giorno per garantire ordine e sicurezza e eventualmente anche il trattamento. A Palermo, nel carcere Ucciardone, un agente è stato aggredito da un detenuto nella 9ª sezione, colpito con pugni e calci. Trasportato al pronto soccorso, l'agente
innocente e salvo per miracolo. I sindacati denunciano un'escalation di violenze e una gestione inefficace. Secondo il segretario nazionale Mezzatesta, i carichi di lavoro sono insostenibili, gli straordinari imposti e non sempre pagati, il personale insufficiente. Il CNPP-SPP ha presentato un esposto alla procura per gli episodi di aggressione. Pensando di non essere notato, ascoltate questa notizia, è andato in commissariato per adempiere all'obbligo di firma a bordo di uno scooter rubato, ma il protagonista di questa vicenda, un 43enne di Catania con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, è stato scoperto e denunciato dalla polizia per ricettazione. Il motociclo è stato restituito poi al legittimo proprietario. E sempre a Catania un uomo di 35 anni è stato denunciato per resistenza pubblica ufficiale. Nel tentativo di fuggire ai controlli di un posto di blocco, l'automobilista a bordo di un'auto rubata ha provato a investire i poliziotti, finendo poi la corsa contro la volante della polizia. Adesso a Palermo, una delle città dove spopola il gioco d'azzardo. Nel 2024 sono stati spesi oltre 2 miliardi di euro. Noi abbiamo intervistato un ex giocatore che ci ha raccontato il suo rapporto con il gioco. Il servizio di Marco Gullà. Boom del gioco d'azzardo a Palermo nel 2024. Nel capoluogo il volume complessivo delle giocate tra canali fisici e digitali ha raggiunto i 2,39 miliardi di euro, con una spesa media pro capite di 4.548 euro per adulto. Le perdite complessive stimate sono pari a circa 280 milioni di euro, con una crescita evidente della raccolta rispetto al 2019. Numeri decisamente preoccupanti. Palermo è tra le città in Italia dove si gioca di più. La ludopatia colpisce tantissime persone e così abbiamo incontrato un uomo che a Palermo ha perso tutto a causa del gioco. Il calcio, il tennis, le slot machine, anche se comunque il mio pallino erano sempre le scommesse sul calcio. Io percepivo uno stipendio di 1.700 euro e ne giocavo al mese almeno 4.000, 5.000. Da dove li prendevo? Da dovunque, soldi di mia madre, di mio padre, rubavo anche a mia moglie, pur di giocare. Giocare. Palermo si conferma così tra le città italiane con la maggiore incidenza del gioco d'azzardo sulla popolazione, con un impatto sociale significativo. Avevo questo demone dentro, alla fine comunque adesso con mia moglie sono riuscito a mantenere i rapporti, anche se non stiamo più insieme, però ho giocato molto. È un demone che ti prende, un demone che non riesco più a far uscire, che ti fa giocare su tutto. Tu ti alzi la mattina e pensi soltanto a giocare. Adesso cambiamo argomento, anche la Sicilia si mobilita per dire no alla guerra sulla striscia di Gaza. Intanto è stata rimandata ancora la partenza delle navi della Global Sumud Flottiglia da Siracusa. Stamattina siamo stati proprio a Siracusa, il servizio di Francesco Aloi. Siamo arrivati in un momento in cui non si può più fare finta di niente, siamo arrivati al momento in cui si deve dire basta. Basta al genocidio. Sulla striscia di Gaza il numero dei morti, tra cui tantissimi bambini, non accenna a fermarsi. Da quel 7 ottobre sono passati 700 giorni e il cessate il fuoco lo si chiede a gran voce anche nelle piazze italiane. Non ci fermeremo fin tanto che i governi nazionali e le strutture internazionali escano da questa debolezza politica. Intanto la partenza dalla Sicilia della missione umanitaria della Global Sumud Flottiglia è stata rimandata per permettere l'aggregazione delle altre barche partite da Barcellona e Tunisi. Questa è una missione che ha una valenza umanitaria molto importante. Noi cercheremo di riaprire un corridoio umanitario. Ma quella in atto a Gaza è una strage che non risparmia nessuno. Il giubbotto con la scritta Press, stampa, diventa non una protezione, ma un bersaglio su cui sparare. Oltre 250 i giornalisti uccisi. La libertà di stampa non esiste. Non si può attivare un silenzio stampa su quello che sta avvenendo, e poi soprattutto in Sicilia dovevamo essere in prima linea perché è una regione che ha pagato tantissimo, con gli 8 giornalisti uccisi dalla mafia e Maria Grazia Cutuli, altra collega uccisa in zona di guerra.
Adesso apriamo la pagina della politica, un vertice di maggioranza per gestire la ripartenza della stagione in Sicilia. Potrebbe essere convocato questo vertice già la prossima settimana per parlare di finanziaria quater e per stabilire ben 25 nomine di sottogoverno da fare. Il servizio di Manlio Viola. Potrebbe tenersi già la prossima settimana il primo vertice di maggioranza del centrodestra in avvio della nuova stagione politica. Saltato il ritiro di Forza Italia dopo la fuga di notizie, il governatore Renato Schifani avrebbe consigliato al coordinatore regionale degli Azzurri di convocare questo vertice per affrontare i temi caldi della ripartenza. Archiviate le polemiche d'agosto dopo la prima giunta regionale che ha nominato un nuovo dirigente generale e proceduto a un'altra serie di provvedimenti, c'è ora da affrontare il tema della finanziaria quater. Il 9 settembre riaprono le commissioni e non c'è tempo da perdere. Da spendere ci sono circa 80 milioni di euro, di cui circa 50 sono già impegnati dai provvedimenti che non sono stati approvati a inizio agosto, ma gli altri quasi 30 potrebbero andare a una serie di piccole opere pubbliche necessarie ai comuni della Sicilia centro-orientale. Sarebbe un'offerta di pace agli alleati a partire da Grande Sicilia. Sul tavolo poi ci sono le nomine di sottogoverno, 25 quelle da fare a stretto giro. Al vertice di maggioranza potrebbe dunque chiudersi formalmente un preaccordo già esistente in base al quale gli ACP di Palermo, Messina ed Enna andrebbero ai forzisti, Catania, Siracusa e Ragusa a Fratelli d'Italia. La Lega otterrebbe a Cirreale, la DC Caltanissetta, Noi Moderati, Agrigento, Grande Sicilia, Trapani. Per quanto riguarda i parchi invece la DC manterrebbe quello delle Madonie, Grande Sicilia otterrebbe quello dell'Alcantara, Forza Italia collocherebbe un proprio nome al Parco dei Nebrodi, mentre Fratelli d'Italia indicherebbe la guida del Parco dell'Etna. Gli ERSU, infine, gli enti per il diritto allo studio, andrebbero a Palermo a Forza Italia, Messina a Fratelli d'Italia, mentre la Lega farebbe il pieno con Catania ed Enna. A Palermo c'è un caso di West Nile. Risultare positivo al test della febbre del Nilo un palermitano di 30 anni residente a Voghera. L'uomo è ricoverato al Policlinico. Il servizio di Marco Gulla. Un caso di West Nile a Palermo. Un uomo di 30 anni palermitano con il domicilio a Voghera, in Piemonte, dove lavora, è risultato essere positivo al test del virus. L'uomo è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale in Grassia 2 giorni fa con febbre alta e stanchezza e l'equipe medica ha intuito potesse avere contratto il virus della febbre del Nilo. Sono stati così fatti degli esami sul sangue che sono risultati positivi al virus. La conferma è arrivata dal laboratorio di biologia molecolare dell'ASP. Il paziente è stato così trasferito nel reparto di malattie infettive del Policlinico Paolo Giaccone. Il paziente continua a lamentare febbre e cefalea, ma le condizioni generali sono assolutamente buone, gli esami ematochimici sono normali, continueremo a fare ulteriori accertamenti, però ripeto, tutto sembra che stia andando per il meglio. A fine agosto l'allarme, poi sconfessato, era scattato per una donna di 73 anni che era stata ricoverata in terapia intensiva al Policlinico per un sospetto di West Nile. Il caso non rappresenta nemmeno una fonte di contagio per altre persone. Ricordiamo che una zanzara, anche se dovesse pungere questa persona, non sarà in grado di trasmettere l'infezione ad altre persone. Inoltre questo caso è stato acquisito a Voghera, quindi non in Sicilia. L'ultimo caso di West Nile in Sicilia risaliva alla fine di agosto. Una donna di 74 anni era stata colpita dall'infezione ed era stata ricoverata all'ospedale Papardo. La donna è stata poi dichiarata fuori pericolo. Analoga situazione a fine luglio a Catania. Quella volta fu un 74enne originario di Caserta a finire nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cannizzaro. È stata rafforzata la rete dei punti di prelievo di sangue dell'ASP di Catania e provincia. Da lunedì saranno operativi 5 nuovi laboratori. Il servizio di Orazio Longo. L'obiettivo è rendere i servizi di diagnostica più vicini e facilmente accessibili ai cittadini. Da lunedì a Catania e provincia sarà operativa la nuova organizzazione della rete dei punti prelievo dell'ASP con 24 sedi, di cui 5 di nuova istituzione. L'iniziativa è realizzata su indirizzo della direzione strategica del Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio, inserita nella strategia delineata dall'assessorato regionale alla salute. I punti prelievo hanno uno scopo ben preciso, che è quello ovviamente di essere il punto di accesso in cui fare il prelievo del sangue, che poi viene elaborato per la refertazione presso i nostri laboratori dell'ASP di Catania e la restituzione del referto di nuovo nel punto ovviamente di accesso originariamente individuato dall'utente stesso.
Nei presidi ospedalieri di Acireale, Biancavilla, Bronte Caltagirone Giarre, Militello e Paternò i punti prelievo saranno aperti da lunedì a sabato dalle 7:30 alle 10:30. L'accesso al servizio è libero, senza prenotazione, è necessaria prescrizione del medico curante. Cambiamo decisamente argomento, adesso vi portiamo a Stromboli, Isola delle Eolie, con lo spettacolo della danza aerea, perché in questi giorni l'isola è stata trasformata in un punto di riferimento proprio per le arti aeree internazionali, tra spettacoli, alta formazione e cultura mediterranea. L'evento celebra il movimento come forma d'arte e di identità. Ci racconta tutto Eva Spampinato. Il cielo sopra l'isola di Stromboli si trasforma in un palcoscenico mozzafiato. Tessuti, cerchio, pole dance, sospensione capillare. Uno spettacolo di arte performativa che vede roteare ballerine e performer sotto l'ombra del vulcano, in un contesto che unisce natura, mito e cultura mediterranea. Il primo anno abbiamo avuto 30 partecipanti, oggi, che è il quarto, ne abbiamo ben 80. Da ogni parte d'Italia, da ogni parte del mondo. Stromboli Aerial Week nasce come un rito sportivo e negli anni trasforma l'isola in una meta ambita e riconosciuta nel panorama internazionale della formazione artistica e del movimento aereo. Non è stato facile perché Stromboli è un'isola bellissima ma presenta delle difficoltà logistiche non indifferenti. Soprattutto abbiamo cercato di trovare delle pietre peculiari dell'acrobatica aerea, ma non solo, anche della pole dance, e basandoci sia su quello che sia lo studio tecnico ma anche lo studio del movimento e la necessità di trovare l'unione tra la tecnica e il movimento. Una settimana di masterclass giornaliere con artisti e docenti internazionali e poi la conclusione con il Grande Show, uno spettacolo gratuito ispirato al mito del vento e al viaggio di Ulisse. Ogni anno turisti, popolazione aspettano veramente con ansia questo spettacolo. Stromboli Aerial Week avviene sempre la prima settimana di settembre, anche per destagionalizzare. L'evento ha un impatto diretto sul tessuto economico e turistico dell'isola, contribuendo ad allungare la stagione e a promuovere un turismo culturale e sostenibile. Adesso vi parliamo del libro di Giulia Ligresti, presentato a Ragalna, dentro la storia di un errore giudiziario, della sua vita piena di amore e di attività umanitarie. Lei, Giulia Ligresti, appunto, è la figlia di una delle famiglie più in vista dell'ultimo mezzo secolo. Adesso è una designer di fama internazionale. Ci racconta tutto Roberta Lunghi. Questa è la casa dove venivo da bambina. Un respiro profondo nei luoghi di quella Sicilia che rappresenta le sue radici. Giulia Ligresti, figlia di Salvatore, l'ingegnere Ligresti, nato a Paternò, l'uomo che ha delineato e progettato la Milano di oggi e che tra edilizia, assicurazioni, grande finanza e inchieste è stato il padre di una delle famiglie italiane più in vista dell'ultimo mezzo secolo. Lei, Giulia, si è ritrovata a Ragalna a passeggiare fra i ricordi. È stata un'emozione enorme venire a Ragalna, dove io trascorrevo le estati quando ero bambina. C'era la casa dei nonni che da Paternò si spostavano qui perché c'era la casa delle vacanze, e poi oggi ho visitato Paternò, dove ancora abbiamo anche lì la casa dei nonni, il negozio di tessuti di mia nonna Ione. Sì, è una terra che proprio mi è rimasta nel cuore. Un cognome che pesa e occhi azzurrissimi che fanno trasparire l'intensità di una vita a tinte forti, raccontata per quel legittimo desiderio di verità in Niente è come sembra, il libro nel quale ripercorre l'inferno del carcere vissuto da innocente e di quella liberazione per l'inesistenza dei fatti contestati. Ma il libro non è solo il racconto di un clamoroso errore giudiziario. Non voleva essere solo quello perché sarebbe stato noioso, e invece ho voluto un po' raccontare la mia vita in ordine sparso. C'è quella vicenda sicuramente, ma ci sono anche le mie missioni umanitarie negli angoli più difficili del mondo, da Gaza all'Afghanistan, dove ho visto veramente paesi dove la libertà negata è qualcosa che fa parte della quotidianità. Diciamo love alla fine? Sì, quello è il mio, insomma, la parola d'ordine per vivere felici. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, torneremo subito dopo per raccontarvi la febbre del Massimino.
Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Apriamo la pagina dello sport. Stasera al Massimino in campo contro il Monopoli, il Catania che ha l'opportunità di centrare la terza vittoria consecutiva. Il tecnico toscano ha chiesto massima concentrazione. Il servizio di Francesco Triolo. Non ha nascosto le insidie, anzi per questo Mimmo Toscano, in vista della partita di questa sera contro il Monopoli, ha chiesto concentrazione ai suoi ragazzi. È una delle due parole chiave che ha utilizzato ieri nel presentare il match. L'altra è costanza, perché dopo 2 vittorie consecutive è proprio quello che il Catania deve dimostrare a se stesso prima di tutto. Toscano dovrebbe confermare la stessa formazione schierata nelle prime 2 gare, ma a centrocampo stavolta la situazione è un po' più di emergenza, soprattutto perché Aloy e Corbari hanno disputato 180 minuti di intensità e qualità, dovrebbero giocare, ma Jimenez e Martic in mediana sono opzioni, anche a partite in corso. Jimenez, tra l'altro, ha impressionato Toscano nella gara di Cava e quindi le sue quotazioni sono in crescita. Dovrebbero essere solo questi i dubbi, con la conferma comunque di forte in avanti, visto che per Caturano lo stesso Toscano ha detto che i tempi ancora sono precoci. Di fronte i rossazzurri avranno una delle squadre più rognose del girone, un Monopoli che ha confermato lo stesso allenatore e lo stesso atteggiamento consolidato di gioco. La vittoria di Siracusa ha dato ulteriore fiducia. Colombo potrebbe dare spazio a Volpe, che ha però pochi allenamenti nelle gambe e quindi potrebbe entrare anche a partite in corso. Calcio d'inizio alle 20:30 e da mezz'ora prima su Telecolor appuntamento con diretta stadio, 3 ore live dal Massimino con il racconto del match di Angelo Patanei, Carlo Breve e Marco Carri, le interviste ai protagonisti in anteprima del post gara, le analisi dei nostri inviati e in studio i messaggi WhatsApp, i risultati e classifiche, in più i contributi social e il live streaming su siciliaweb.it. Impegni in trasferta invece per le altre siciliane di Serie C. Oggi pomeriggio gioca il Trapani sul neutro di Potenza contro il Sorrento. Il Siracusa invece è atteso domani in Puglia dal Cerignola. Sergio Colosi. Cancellare lo 0 in classifica, migliorare la condizione ed evitare distrazioni. Tra necessità, crescita e futuro, il Siracusa sarà ospite domani sera dell'Audace Cerignola, primo appuntamento di un trittico severo. Seguiranno la gara casalinga con il Benevento e la trasferta di Crotone. Il Siracusa paga un mercato tardivo, con alcuni calciatori senza preparazione estiva, rimasti a casa Cancellieri e Parigini, convocati Frisenna e Pacciardi, che insieme a Damian farà il suo esordio in azzurro. Operato Molina 1 mese e mezzo per il ritorno in campo. Non firmerei per un pareggio perché chiaramente l'atteggiamento della mia squadra non è un atteggiamento di una squadra che gioca per fare un punto, per speculare sul risultato. Noi andiamo chiaramente a fare la nostra partita, poi se il campo dirà che meritiamo 0, 1, 3 punti prenderemo quello che viene. Ma penso che dal punto di vista dell'idea e della fisionomia della squadra già abbiamo visto un qualcosa di quello che sarà il vero Siracusa. 2 punti contro Picerno e Potenza per un Cerignola senza vittorie. Continuità e primo blitz esterno nei piani del Trapani, che sul neutro di Potenza affronta il Sorrento fermo a 1 punto. Trapani in forma, carico e imbattuto, alla ricerca di un'identità definita dopo la prova modesta di Casarano e l'incontro brillante con il Latina. Una prestazione come quella di sabato che abbiamo fatto contro il Latina dà entusiasmo, dà fiducia, dà autostima e quindi ci ha permesso di lavorare molto bene in settimana con la tranquillità giusta, la serenità, ma senza tralasciare nulla o senza abbassare la guardia, perché sappiamo che ogni partita in questo campionato è molto difficile. 24 convocati, assenti l'infortunato Nicoli e il moldavo Motok impegnato in nazionale, stesso 11 di sabato scorso. In chiusura un'ultima notizia, Michele Avella è un nuovo calciatore del Palermo, il club di Viale del Fante ha ufficializzato l'ingaggio del portiere, classe 2000, svincolato dal Brescia, l'esterno difensore che ha firmato con i rosanero un contratto fino al 2026, è stato scelto per rimpiazzare gli infortunati Alfred Gomis e Francesco Bardi, che sono entrambi infortunati. A Palermo Michele Avella farà dunque da secondo al finlandese Joronen. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ricordiamo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà più tardi alle 20, dunque non ci resta che ringraziarvi per averci seguito e augurarvi un buon proseguimento di giornata.